Amici di Sport, ciao da Salvo Girassi, siamo live dal Palaureto di Palermo e Mistral Palermo, Drago Acireale, settima giornata del girone H di Serie B di futsal. Squadra in campo con il Mistral in maglia nera, Gio e Diliberto a disposizione per la porta, poi Dorio, Basso, Torcivia, Murò, Cascino, Accetta, Cusimano, Sposito, Lucchese e Calisti, tutti a disposizione di Marco Cappello. Risponde il Drago Acireale in maglia granata, Castagnola e Speranza a disposizione per la porta, poi Monaco, Raffagnino, Savanarola, Platania, Svierkowski, Tomarchio, Ajari, Cantarella, Spina e Sciacca, tutti a disposizione di Sebastiano Scandura. Ultimi check prima di partire agli ordini di Michele Iannella della sezione di Benevento. Il secondo arbitro è Roberto Solimini di Napoli. Al cronometro Sebastian Colletta della sezione di Trapani. Uno scontro diretto quasi perché le due squadre sono poco sotto la zona playoff. Mistral sesto a 9 punti con il secondo miglior attacco del campionato con 30 gol fatti. Le ha vinte tutte in casa 3-3. Drago Acireale un posto più in giù, 6 punti con una partita in meno, 2-2 in questo campionato in trasferta. Partita in programma alle ore 15 con un paio di minuti di ritardo, con il Mistral che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Drago Acireale che andrà da destra verso sinistra. Partirà Gio per la porta della Mistral, c'è speranza invece per quella della Cireale. Tutti comodi, inizia Mistral Palermo, Drago Acireale. 20 minuti per tempo effettivo, scusando la ripetizione. 5 falli per tempo. Vedremo chi la spunterà in questo pomeriggio, in questa sfida molto interessante. Svierkowski, Monaco, un giro palla in difesa del Drago Acireale. Ancora Monaco, Sciacca sbaglia il servizio, pallone che finisce fuori. Vedremo adesso come risponderà il Mistral, se adottare la stessa tattica della calma, a colpire subito. Accetta per Dorio, ancora Accetta, fronteggia gli avversari, mi verrà dietro Dorio, per Torcivia, non passa questo pallone. La Cireale subito presente, la riprende il Mistral, Accetta sola dietro ma non c'è nessuno. Allora rimessa laterale regalata praticamente al Drago Acireale. Chiede le dovute distanze la direzione arbitrale nei confronti di Torcivia.
Speranza, palla al piede, il portiere della Draga Cireale che si è distaccato di molto dalla propria porta. Monaco, pallone morbido, non riesce, finisce nello spazio della panchina del Mistral. Nuova rimessa laterale, già si scalda Salvo Murò a bordo parquet. Torci via, vuole il tunnel, scambio con Esposito, torci via, all'esterno fuori. La rimessa in gioco del pallone da parte di Speranza. Ancora Monaco, subito di prima questo pallone, colpo di testa all'indietro di Sciacca direttamente su Gio. Va il Mistral, calcia, accetta, trova gli avversari. Torci via, accetta, doppio passo per la mette in mezzo col mancino, Speranza non perfetto. Ed ancora il Mistral a gestire questo pallone, perso subito in fallo laterale. Più velocità questa azione della Draga Cireale. Platania non va perché la presenza di Marco Torcivia, più esperto lato Mistral Palermo, con la sua esperienza in classe 82. Svierkowski in collisione larga, accetta. Passetti già i primi 3 minuti di questo primo tempo. Dorio, manda dietro Esposito, ancora Torcivia, accetta, leggermente libero, il pallone ricapita sui suoi piedi, ancora Dorio, esterno, con lo scambio rapido, cerca di calciare con Esposito, occhio alla Drago Cireale in ripartenza, c'è fallo in corsa su Platania, accetta giù, cartellino giallo per il numero 17 del Mistral, prima ammonizione della partita. E dunque primo fallo commesso dal Mistral. Svierkowski, Monaco, poteva essere un buon pallone, per pochissimo il risultato essere impreciso. Entrambe le squadre hanno lo stesso numero di gol fatti e subiti. Mistral a 30, Drago Cireale un po' più giù a 14. Gara che potrebbe essere equilibrata anche per questo fattore qui. Muro, entrato da poco, Esposito,
Segue il movimento, torci via, sbaglia il controllo, la prende Speranza. Serve una fiammata. Tomarchio si inserisce ma lascia dietro Sciacca. Adesso se la lunga, avanza Sciacca, stava per uscire, gira il tiro sull'esterno della rete. Eventualmente c'era Tomarchio sul secondo palo. Porta che si deve risistemare. In seguito all'azione di poco fa. La rimessa in gioco di Giuseppe Gio. Passo. Murò. Esposito. All'interno di due avversari praticamente. Se la cava comunque. Il giocatore del Mistral, Dorio, finta. Mancino no, perché allarga per il destro centrale. Dall'altro lato di Murò. Infatti è il primo tiro in porta della partita. Superati i primi 6, sempre 0-0. Qui al palo Reto. Mancino, anche questo centrale, stavolta ci ha provato Cantarella. Molto equilibrio. Sulle parquet qui si sbaglia un passaggio che poteva essere veramente velenoso per il Mistral. Su una gestione di Raffagnino. Adesso passo. Murò. Occhio a un altro tiro che viene ribattuto con Doria a provarci. Murò dall'altro lato. Arriva questo pallone. Addirittura rimessa laterale. C'è stato però il tocco granata. E allora rimessa. Una posizione interessante per il Mistral. Murò. Sempre senza alcuna fretta la squadra di Marco Cappello. Murò. Dorio. Basso. Murò. Avanza Basso per riservire il classe 98. Ancora Murò. Decide di avanzare, pallone per Basso. Altra azione che ricomincia. Per non perdere il possesso. Riparte da capo il Mistral. Basso attaccato da Tomarchio. Intanto si prepara per entrare nuovamente Esposito. Non ci sono tantissimi movimenti verso la panchina del Drago Cirale. Mancino respinto il tentativo di Cantarella. Respinto da Gio con la Cireale in proiezione offensiva. Pallone in mezzo sull'esterno della rete, è uscito sì. Sta effettuando il rinvio Gio. Altro corner per il Drago Cireale. Battuta in mezzo direttamente sui giocatori del Mistral che ripartono in tre. Appena servito lì Cascino perde il possesso. Passaggio dietro, alzata elegante di Tomarchio. Palla buttata fuori.
Ajari allarga il marocchino da Cantarella, lui che ha avuto la chance poco fa. Tomacchio pressato da Dorio, sulla fascia non si può andare con Raffagnino, pallone allargato per Murò, ribattuto da Tomarchio, torci via, in corsa Cascino la prende, pallone allargato, non con convinzione Murò, giù fallo di Tomarchio, chiede calma la direzione arbitrale. Tomarchio chiede scusa a Murò. C'è il primo fallo anche da parte della Cireale, uno pari sotto questo punto di vista. Squadre che stanno facendo particolare attenzione a questa cosa qui. Cascino, passo, un passo, il pallone ancora a Tomarchio per Cantarella. Ajari, verso nessuno, ringrazia comunque Raffagnino. Si riparte da Gio, fanno sentire il gruppo organizzato di tifosi della Mistral Palermo. Torti via, basso, giro palla che continua, Murò, stesso che non c'è più, pallone non mantenuto in campo da Raffagnino, e allora il Mistral può andare avanti, vicini ai 10 minuti giocati per quanto riguarda questo primo tempo. Torci via, sprinta Mancino, largo fuori. Arbitro che si rassicura delle condizioni di Ajari dopo la situazione precedente. Tiro fuori di Torcivia. Adesso la Cireale avanti con Cantarella fino in fondo. Non se l'è portata fuori. E allora va il Mistral. La scivolata di Ajari senza fallo. Ottimo l'intervento e carica anche i suoi nell'occasione. Pulita la scivolata. Riparte il Mistral con un tentativo di Torcivia subito ribattuto. Probabilmente si reclama il potenziale fallo in merito alla scivolata che è risultata regolare di Ajari. Torcivia calcia fuori. Escono Tomarchio e Cantarella. Rientrano Svierkowski. E Platania. Il Mistral si presenta nelle parti pericolose del parquet. C'è il gol dell'1-0 di Torcivia e segna così il gol del vantaggio del Mistral Palermo. Morale! 1-0, gol di Torcivia a meno 9 e 17 all'interno del primo tempo. Time out subito dopo la rete del capitano della Mistral Palermo, acclamato dai tifosi qui presenti al Palaureto. Inizio di partita equilibrato, molto equilibrato nelle occasioni,
serie di chance avute, anche se non pericolosissime, nella tenuta del pallone, nel possesso palla. Poco fa il gol di Torcivia, che ha fatto andare da una delle due parti la bilancia di questa partita. Adesso la reazione dal Drago Cireale. No, Maggiari, Zwierkowski, Raffagnino ancora per Zwierkowski. Maggiari fronteggia l'autore del gol, Torcivia. Passaggio in diagonale, grande giocata di Asari con Raffagnino che si dispera un po' per non aver ricevuto questo gran pallone. Passo, finta, chiede sostegno, si affida a Murò, largo a sinistra, deviazione, piccolo tocco di Raffagnino. Rimessa laterale, Torcivia. Non passa questo pallone con Asari, quasi servito da Platania. Con più calma il Drago Cireale. 8:34 alla fine del primo tempo. Poco fa il vantaggio del Mistral con Torcivia. Zwierkowski, Platania, un po' trattenuto da Basso che vuole evitare il fallo. Asari, Raffagnino, pallone largo Asari, pallone di ritorno per Raffagnino, SGio di tantissimo, Torcivia e solo da quelle parti calcia lo stesso, fuori. Si chiede la deviazione in angolo, c'è, battuto subito, Torcivia segna, ma bisogna aspettare. In realtà no, perché l'angolo non c'era e come il mister l'ha fatto praticamente di testa sua, non trovando di conseguenza pronta la difesa avversaria. Aveva messo dentro il pallone, ma era tutto fermo sin dal principio. Zwierkowski scambia con Raffagnino che si muove in fascia, quasi servito da Monaco, che si rifugia da Speranza. Anche la pressione di Cascino che è sempre lì, passo Torcivia, si accentra poco, l'accentramento e il tiro di Murò, ribattuto, e allora Monaco dietro per Zwierkowski. Monaco, alzata di Zwierkowski, passo a vuoto con il tiro fuori di Platania, ma c'è stato il fischio ad interrompere l'azione. È stato praticamente scavalcato Alexandre Passo quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Platania recupera Cireale, si muove lì Sciacca, chiusura di Basso. Per quanto riguarda i falli, la Cireale ha scavalcato il Mistral, siamo sul 2-1. Ma quello che conta è il risultato, i gol fatti e il Mistral ad essere avanti sempre per 1-0 grazie al gol di Torcivia. Battuta lungo la fascia, questa rimessa laterale, fallo su Cascino, punizione per il Mistral. La battuta di Torcivia è un po' libero Murò, il tiro respinto da Speranza, spazza via Sciacca, se la chiama Gio da lontanissimo. Passo Torcivia, tutto da solo, non continua però, non si accorge allo stesso tempo di avere ancora la palla per sé, la scarica dietro per Basso.
Muro contro Monaco, allarga da Torcivia. Solito atteggiamento della Mistral Palermo, il tiro di punta di Muro, alto. Sciacca. Monaco, Zwierkowski. La finta nei confronti di Basso. Serve Monaco. Lancio lungo di Zwierkowski verso Platania e Sesilio, che la controlla fino all'ultimo. La lascia scorrere. 5:40 al termine del primo tempo. Torcivia. Cassino non serve nuovamente Torcivia. Si affida largo a Muro. Basso. Cascino. Stavolta è Muro a fare da pivot al centro. Basso Torcivia. Tra le linee il servizio per Cascino. Sprinta adesso, pallone sul secondo palo e colpo di testa verso l'altro palo che finisce fuori. Torcivia a provarci. Marchio nuovamente protagonista. Zwierkowski largo per Sciacca. Alzata Tomarchio, segue il pallone, passaggio di ritorno per Sciacca, la prende Giglio. Torcivia. Muro si accentra, calcia Muro, la risposta di Speranza. (4:33 alla fine del primo tempo). La battuta dell'angolo, Basso voleva farla scorrere in aria verso Muro, la riprende comunque Tomarchio in anticipo su Cascino. Rientra in campo Dorio, che adesso serve Basso. Occhio alla Mistral che si inserisce con Cascino. Basso in 3 a bloccare questo pallone. Zwierkowski. Monaco e Sciacca a dare la profondità a Tomarchio da terra, non c'è comunque nessuno. Deve rimontare l'avversario. Basso leggermente in controtempo. Il suo destinatario, ovvero Esposito, che adesso si fa una bella corsa. Basso si prende lo stesso, l'ha rimessa dal fondo assieme alla sua Mistral. 3,5. Basso di prima Muro verso Esposito, troppo fuori. Partita molto scorrevole, a parte i tiri che finiscono fuori, non ci sono moltissime interruzioni. Adesso l'equilibrio della primissima fase un po' scomparso, con la Ciriale che ha leggermente più fatica a trovare le chance da gol. Tomarchio un po' pressato da Dorio a commettere fallo il giocatore del Drago a Ciriale. 3 minuti precisi alla fine del primo tempo. Entra anche Paolo Cusimano, classe 2006, lato Mistral. Muro si accentra, va dietro di prima Dorio. Cusimano per Muro, c'è lo scippo di cantare la Mancino centrale per Giglio, che la rimette subito in gioco.
quindi Rossi prende la rimessa, e invece no. Perché poi il pallone viene riconsegnato al Drago Cireale. 2:35. Monaco scambia con Sciacca. Monaco, Sciacca, pallone largo, Tomarchio, il destro ha trovato spazio. Piccolo dialogo con Monaco per le prossime volte. Seguito al tiro. Si provano molto comunque entrambe le squadre, sia con l'esterno sia con la punta. Molta imprecisione da quello che si è visto. Passo Cusimano, ancora passo Dorio per Cusimano. Meno di 2 minuti alla pausa. Esposito segue il movimento, Dorio, palo rete, il gol del 2-0 del Mistral Palermo con Roberto Dorio. Un altro esperto a segno nella classe 87, Roberto Dorio. Quando ormai manca meno di 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Speranza lungo l'aggancio volante, ha provato Ajari. Se la chiama Speranza, un Esposito ad attaccare per il Mistral, la riprende il Drago Cireale. Marchio largo per Sciacca. Monaco, Marchio si la lunga con la suola, decide di andare fino in fondo, il cross in mezzo, basso, era uscita. ...42 secondi. Gio di testa Monaco, poi il tiro di Cusimano finisce fuori. Cusimano che è l'unico a non avere il cognome sulle spalle. Ajar in mezzo, Gio, corner battuto adesso in mezzo, Tomarchio anticipato. Monaco, Sciacca, pallone passa, Tomarchio spalla alla porta, pallone lasciato lì per Sciacca, passo fondamentale. 19 secondi. Monaco si riparte da Speranza, ultimi 10 secondi di questo primo tempo molto scorrevole. Nessuna giocata completa da parte di Sciacca, pallone per Esposito, doppio passo, Mazzino, arriva tutto, ma finisce qui il primo tempo. 2-0 Mistral Palermo sul Drago Cireale, Torcivia e Dorio, marcatori per una Mistral che ha rotto l'equilibrio in seguito al primo dei 2 gol a Cireale, che non ha risposto completamente. Vedremo come andrà. La ripresa sempre qui in diretta dal Palaureto di Palermo. No.
Coach Santino Coppa, esperienza nuova alla Stella Basket Palermo. Intanto partiamo dalle motivazioni che l'hanno convinta ad abbracciare questo progetto. Guarda, le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo, il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma, ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, ma roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto, oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi. Insomma, Palermo è una città che mi affascina, e oltre mi affascina questo ritorno, ma sommesso, direi. Non siamo qui per fare proclami. Chi mi conosce sa che mi metto sempre con grande disponibilità, con grande umiltà in questo, diciamo, in questo progetto, come in altri in tempi passati, e queste sono le motivazioni. Ecco, visto che giustamente non si parla di proclami, parliamo un po' di progetto, di diciamo anche pianificazione in un certo senso. Cosa ci si può aspettare non tanto come risultati, ma quanto proprio come crescita del progetto dalla Stella durante il suo mandato, diciamo così. Non ci diamo delle tempistiche. No, non ci diamo delle tempistiche, anche perché, ripeto, mi sono catapultato qui in un contesto a me sconosciuto, proprio, per cui il nostro, ripeto, è un incontro che mi auguro con la loro progettualità, e soprattutto se riescono a trovare un minimo di mezzi, e con la mia professionalità cercare di far fare un balzo in avanti a una società che ormai vive da tanti anni, ma che, così mi hanno detto i dirigenti, gli amici dirigenti, vorrebbero che un pizzico di professionalità in più, e poi chiaramente dove si può arrivare e dove arriveremo è innanzitutto presto, ma è anche prematuro, perché chiaramente non si può. Io sono qui per una presa di visione, inizierò a conoscere le ragazze, inizierò ad allenarle, e già domenica, sabato prossimo sarò in panchina, ma ripeto, non c'è nulla da. Quello che possiamo assicurare, sia io che i dirigenti, è grande disponibilità, grande impegno, grande umiltà da parte mia, che mi calo in una realtà giovane, in una realtà non professionale al momento, per vedere a che punto e quali sono le potenzialità nostre. Dico nostre, mi ci metto anch'io, per vedere di riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Ecco, per chiudere, facendo un po' un piccolo termometro della situazione, non tanto del basket a Palermo, ma più in generale del basket femminile nella nostra regione. Non stiamo vivendo, per usare un eufemismo, il nostro miglior momento negli ultimi anni. La retrocessione, chiamiamola così, di Ragusa ne è un piccolo esempio. Quali possono essere le ricette o comunque gli ingredienti per far sì che il basket femminile in Sicilia possa rivivere delle stagioni un po' più esaltanti, oltre che come risultati, ma anche come presenza sul palcoscenico nazionale? Ecco, questo è un po'. Intanto bisogna impegnarsi sul reclutamento, e poi soprattutto i club onestamente vivono in un contesto difficile, dove molto spesso le istituzioni non sono così disponibili ad aiutare.
È iniziato il secondo tempo di Mistral Palermo, Dragua Cireale 2-0. Il risultato con i gol di Torcivia e Dorio in questa settima giornata del girone H di Serie B di futsal. Mistral in maglia nera, Dragua Cireale in maglia granata che adesso recupera con Zwierkowski. Una partita equilibrata fino al gol di Torcivia. Da lì la bilancia è andata dalla parte del Mistral, che al momento è salito con i suoi 12 punti a ridosso della zona playoff. Mistral imbattuto in casa, così come il Drago Cireale imbattuto in trasferta prima di questo weekend. Occhio che le cose si stanno un po' ribaltando per la squadra di Sebastiano Scandura. Mistral che oggi si è presentato con Gio in porta, in panchina c'è Di Liberto, secondo portiere, poi Dorio, Basso, Torcivia, Murò, Cascino, Accetta, Cusimano, Sposito, Lucchese e Calisti. Drago Cireale con Speranza in porta, c'è Castagnola in panchina, a disposizione anche Monaco, Raffagnino, Savanarola, Platania, Svierkowski, Tomarchio, Ajari, Cantarella, Spina e Sciacca. Primo arbitro Michele Iannella di Benevento, secondo arbitro Roberto Solimini di Napoli, al cronometro Sebastian Colletta di Trapani. Poi su quella palla, occhio a Murò che potrebbe recuperare, c'è il recupero di Torcivia che la riserve a Murò, il gol del 3-0 di Salvo Murò, il 3-0 del Mistral Palermo, regalo della Cireale. Murò non sbaglia. Il gol di Salvo Murò. Sempre pesanti i gol a inizio primo o secondo tempo dal punto di vista psicologico. Mistral che così con questi gol entra nel range 30-40 per quanto riguarda i gol fatti. In questo momento si è a 33. Svierkowski, un po' fermato da Sposito, che si prende anche la rimessa. Dorio, Torcivia, Gio, occhio perché è pressato. Dorio, pallone per Torcivia, di testa il Drago Cireale in difesa. Svierkowski, pallone largo per Raffagnino, SG, scivolata. Rimessa laterale per la Cireale. Svierkowski, spallata di Platania. Raffagnino, Svierkowski, segue il movimento, Raffagnino, fuori.
Buona l'occasione per il Drago Cireale. Rimessa laterale con Monaco alla battuta, meno 17-2 alla fine della partita. Palla praticamente regalata, rimessa non battuta regolarmente dalla Cireale, che praticamente aveva la strada spianata in difesa per difendere senza nessuna copertura. Dorio non è d'accordo sulla scelta dei due arbitri. Monaco batte lui, morbido, Platania, doppio palleggio, poi cade giù. Monaco la riprende, commette il fallo Sposito. Stavolta la punizione è per la Cireale, un fallo a testa in questo secondo tempo. Pallone regalato, Monaco si leva gli avversari di dosso, poi calza su Gio. Dorio stava per commettere anche fallo, anche una giocata pericolosa. Sposito giù, fallo di Sbierkowski. Punizione che il Mistral non vuole battere rapidamente, a partire da Gio che dice calma. Dorio non passa fino in fondo questo pallone, lo riprende Platania. C'è Sposito, Platania che capita su Dorio, adesso Muro. Torci via contro Sbierkowski che la tocca. Battuta rapida, Torci via, Speranza, ancora Torci via per il gol del 4-0 del Mistral Palermo. La doppietta di Marco Torci via, il capitano. E dei time out. La doppietta di Marco Torcivia che fa 4-0 anche in occasione del primo gol. Il Mistral si è ritrovato a fare time out subito dopo, nel corso del primo tempo. Per una partita che prende sempre di più una piega a favore dei palermitani, che sono, tra virgolette, in vantaggio anche nei falli commessi, 2-1. Cambio del portiere per il Drago Cireale. Meglio sarà vinto di movimento con Cantarella, il secondo portiere, non Castagnola come avevamo detto prima. Infatti accanto a Sebastiano Scandura a bordo parquet c'è Speranza che aspetta il suo turno prima di rientrare. In questo momento c'è Cantarella a fare il quinto di movimento per la Cireale. Il tiro di Tomarchio respinto da Gio, rimane in
da lisciare quella zona di parquet. Swiatkowski, Monaco, Tomarchio si muove, la passa di prima, Swiatkowski mette giù, Cantarella in mezzo, secondo palo, il gol del Drago Cireale che accorcia con Platania, il gol del 4-1. Accorcia le distanze la squadra di Scandura. Vuole dimostrare che è sempre presente qui al Paloreto di Palermo per giocarsela. Swiatkowski, rientra Cantarella. Per quanto riguarda, tra virgolette, la porta della Cireale, al momento scoperta. Tomarchio dietro Monaco, c'è Swiatkowski a destra, ancora Tomarchio a sinistra. Monaco, Cantarella, sponda, Swiatkowski, Doria, ancora Swiatkowski in faccia praticamente a Gio che si fa male. Pallonata piena ricevuta dal portiere della Mistral. E gioco fermo, ovviamente. Classica pallonata in faccia, nulla di grave, infatti si rialza il portiere della Mistral. Regolarmente a posto per continuare la sua partita. Pallone morbido, Basso lo insegue, prova a metterlo in mezzo, reclama un tocco con la mano di Sciacca, lo attacca adesso con fallo. Ha reclamato 2 falli Basso nel giro di pochissimi secondi. Sono 2 i falli a testa. Per questo secondo tempo. Tomarchio, Platania, Swiatkowski, Tomarchio, diagonale, Swiatkowski, dietro, potrebbe anche calciare Monaco volendo, ma si è ancora lontani, Gio su Tomarchio. La Cireale si prende l'angolo. La battuta di Cantarella, totalmente dietro, per mantenere il possesso del Drago Cireale. Tomarchio. Ancora Monaco scambia con Cantarella. Tomarchio, pallone a metà, Cantarella lo ricicla per Swiatkowski. Cantarella vuole un altro passaggio. Tocco fuori. La Cireale che rimane in proiezione offensiva. Swiatkowski, Monaco, Tomarchio, Monaco. Cantarella allarga, Swiatkowski in mezzo, Basso, Gio su Cantarella, porta vuota della Cireale, il rinvio un po' così di Gio, grazie alla squadra ospite. In questo modo Cantarella può rimanere
a correre. Un po' di fischi durante il possesso palla del Dragoci Reale. Sierkowski, Cantarella, in mezzo Giglio, smanaccia, anticipato Tomarchio, pallone sulla testa di Monaco. Stavolta in maniera volontaria Dorio svirgola il tiro al volo da lontanissimo. La Cireale che ci crede vuole continuare ad attaccare, 3 gol sotto. Soprattutto vuole mantenere l'imbattibilità in trasferta. Monaco, pallone fuori, time out richiesto dalla panchina del Drago Cirale. Per questo Monaco l'ha buttata fuori, perché qualche secondo prima Monaco si era girato verso Scandura. Scandura che ha chiesto il favore ai suoi. 11:52 al termine della partita, con 2 falli a testa in questo secondo tempo. Mistral sempre avanti grazie alla doppietta di Torcivia, in mezzo le reti di Dorio e Murò. Platania ha accorciato. Ancora non basta per riprendersi del tutto la partita. Restare a contatto con la zona playoff è l'obiettivo comune. Si riprende a giocare. Cambio in porta anche per il Mistral Palermo. Anche per il Mistral Palermo c'è il quinto di movimento. Sarà Torcivia che farà cambio con il portiere Giglio, mentre il quinto di movimento per il Drago Cireale è stato fatto con Cantarella. Dorio, prolungamento di testa di Platania, sarà Torcivia in agguato. Tomarchio, Cantarella, Sierkowski riceve Cantarella, si ritorna dietro da Sierkowski. Scambia con Ajari. Si muovono così entrambe le squadre, con il Mistral che vorrebbe fare almeno 1-2 gol in più per chiuderla. La Cireale ci crede in questo secondo tempo. Dal primo secondo di questa ripresa con il quinto di movimento. Sierkowski. Cantarella sfonda, spalle alla porta. Tomarchio.
Sierkowski si avvicina piano piano a Dragoc Reale. Monaco. Tomarchio. Ancora Monaco. Sierkowski. Cantarella. Sierkowski. Tomarchio va fino in fondo in mezzo. Gio. Il rinvio con il pressing di Platania. La butta fuori. Ancora Monaco. Cantarella sbaglia il passaggio, ma c'è il pallone sempre a sua disposizione, messo via. Adesso Tomarchio la riprende il Dragoc Reale. Sierkowski, intervento importante di Dorio. Monaco. Tomarchio, 9 minuti, poco meno alla fine. Monaco. Tomarchio, pallone in mezzo, lo va a prendere Dorio, non lo salva Sierkowski. E allora rientra Torcivia, lato Mistral, rientra Speranza, lato Dragoc Reale. Sponda di Torcivia in mezzo, giocata di prima, Murò, è uscito Speranza, ancora Murò, non può fare granché, un po' isolato. Dorio, passo, passaggio per Dorio, occhio al retropassaggio, quasi autogol. Si stava per parlare, pallone fuori, adesso dato Marchio, è arrivato il dato spettatori da parte dell'assistenza di produzione, sono 133 oggi presenti al Palaureto di Palermo. Dorio, passaggio al centro, Cassino, centrale, ancora Torcivia, tripletta anche da quinto di movimento, 5-1, Mistral Palermo. Tiro preciso, potente, al punto giusto per mettere di più al sicuro questa partita. A 7:51 dalla fine il Mistral ha fatto 5-1. Fallo, punizione per gli ospiti che devono un attimo indietreggiare questo pallone. Sierkowski e Monaco. Proposta leggermente deviata, Sierkowski, Gio. Gran parata di Gio. Sierkowski largo, Cantarella ha bloccato il tiro, poi Monaco, ancora Gio.
Swiatkowski. Monaco. Continua il Dragoci Reale, 7 alla fine, Swiatkowski. Monaco stava scivolando Muro, Cantarella in mezzo. Sul volto di basso si continua. Swiatkowski. Monaco non si è stancato ancora il Dragoci Reale. Monaco la passa male, Muro, la porta è vuota, fuori. Swiatkowski, Cantarella in mezzo verso Monaco. Fermato, porta nuovamente vuota e super gol da parte di Roberto Dorio. 6-1. Doppietta per il classe 87. Uno degli svantaggi del quinto di movimento. Scoprire la porta. Questo è il risultato. Mistral che ha ottenuto ciò che ha cercato in questa fase di possesso da parte del Dragoci Reale, con un grande intervento di Giglio in porta e 2 gol che mettono più sicurezza verso l'obiettivo della conquista dei 3 punti con Torcivia e Dorio. Il tiro di Swiatkowski trova l'angolino, 6-2. A 5,5 dalla fine. La Cireale ha trovato il colpo. Soltanto per le statistiche, Torcivia, palleggio e controllo, finta contro Speranza, mette praticamente in mezzo per Esposito. Murato. Ancora Esposito. Alzata, non c'è nessuno che però segue il pallone. Monaco. C'è fallo. A 5 minuti e 4 secondi alla fine. Intanto Swiatkowski lamenta qualcosa. Sulla gamba tesa di prima c'è stata la munizione per Monaco per proteste. Secondo giro della partita dopo quello di Accetta nel primo tempo, lato Mistral. Passo troppo fuori nei confronti di Torcivia. Rientra Cantarella. Swiatkowski. La perde Monaco, la riprende Muro. Ha fatto praticamente un favore alla squadra avversaria recuperando il pallone.
4,40. Swiatkowski, centrale, Tomarchio insiste, è sempre lì, Monaco, Cantarella, un passaggio per Gio, rimessa dal fondo subito per Murò, face to face con Swiatkowski, calcia fuori. Swiatkowski la riprende Itorio oltre la traversa. Tomarchio, pallone perso per pochissimo. Monaco se la cava comunque la Cireale, il tiro col destro di Satania, ancora Gio. Monaco, Cantarella, battuto il corner per la Cireale, l'ultimo tocco è di Dorio. Monaco, Swiatkowski ci vuole riprovare, anzi no, Tomarchio si gira, deviazione, è il gol del 6-3, il gol di Tomarchio a 3,48 dalla fine. Molte squadre si sarebbero arrese, la Cireale no, segna il secondo gol di fila dopo quello di Swiatkowski, è arrivato poco fa quello di Tomarchio. Passo Dorio, molto pericoloso gestire un pallone da quelle parti, palo clamoroso di Tomarchio che non ci ha pensato due volte a calciare, qui si scontra anche con le maniere forti assieme a Murò, c'è stata la reazione, si alzano gli animi. Tomarchio nel giro di 20 secondi, gol, palo, e ha scatenato questo cartellino rosso dalla panchina per la Cireale. Nei confronti di Savonarola. Tre falli a testa a 3,15 dalla fine. Per niente d'accordo qui al Giari sulla spiegazione data dai due arbitri. Esce dal perimetro di gioco Savonarola, espulso, che raggiunge così i spogliatoi. Si riparte da un calcio di punizione per il Mistral. Ai tifosi del Mistral non è piaciuto molto il gesto di Savonarola. Adesso sembra aver raggiunto
completamente spogliatoi. Savonarola qui, tolti via, in gol, annullato tutto. Per i due arbitri, dopo il contatto con Speranza. Tre minuti alla fine da adesso. 3 i gol di distanza tra le due squadre. Dorio porta vuota, deve trovare il varco, calcia, Dorio fuori. Non sarà facile per il Drago Cireale all'arrembaggio in tutto questo secondo tempo. Monaco, Swiatkowski, l'incontro con Muro, anche una leggera spinta. Muro, Cascino, si allarga Torcivia, Cascino, Muro in mezzo, deviazione in corner. La battuta di Muro, Dorio per Posso, Dorio propone, la prende Swiatkowski, il tiro fuori. Sfiora la doppietta, Swiatkowski, una sventagliata a sfiorare il palo, si tocca la spalla basso. (2:18) alla fine della partita, un secondo tempo più animato del primo. Swiatkowski chiede a Monaco di salire perché calcia lui, Cantarella sotto porta. Questo se l'è mangiato. La Cireale, se vuole crederci, non può sbagliare questi colpi. Casino! 7-3 per il Mistral. E a questo punto la chiude così la squadra di Cappello. Quando mancano 2 minuti alla fine, Swiatkowski tra gli ultimi a crederci, il pallone per il Mistral scorre fuori. Chance con Muro protagonista sul gol del 3-0 momentaneo. Mistral avanti adesso di 4 gol. Poco fa il 7-3 di Cascino, che mancava l'appello. 1,5 alla fine. Monaco, il tiro, leggera deviazione di testa. Cantarella, diagonale fuori. Uno e 19. Dorio, Posso, finisce fuori. Rimessa a Drago Cireale.
che sta onorando fino all'ultimo la partita. Cantarella in mezzo, aperto Marchio, ci arriva non benissimo. Ultimi 60 secondi, scivola Murò, per sicurezza la mette fuori, regalando la rimessa laterale alla Cireale. Monaco, Swiatkowski, 50 secondi, Monaco, Swiatkowski tra le linee, Cantarella, ribatte basso, 43 secondi. Swiatkowski, Monaco, ancora Swiatkowski, chiede movimento a Marchio. Cantarella, spalla alla porta, pallone in faccia basso, cerca di levarsi dalla vista Gio, prova il varco. Cantarella, il tiro di Gio dalla propria porta! Segna anche il portiere, il gol di Giuseppe Gio per l'8-3 del Mistral Palermo. Il gol di Gio, che in precedenza aveva ricevuto una pallonata in faccia, non gli ha fatto nulla. 20 secondi alla fine, sembra essere il colpo decisivo, infatti Swiatkowski decide di non muovere più il pallone. Il tempo scorre per il Mistral Palermo, che si va a prendere questi 3 punti. Prima sconfitta in campionato in trasferta per il Drago a Cireale, finisce 8-3 per la squadra di Cappello, tripletta per Torcivia, doppietta per Dorio, un gol per Murò, Cascino e Gio a Cireale, che ha segnato il momentaneo 4-1 con Platania, poi il Mistral ne ha fatti altri 2 sul 6-1 per la Cireale. Sono arrivati i gol di Swiatkowski e Tomarchio. Alla fine il Mistral ha chiuso definitivamente il match grazie alle ripartenze con il quinto di movimento da entrambe le parti. Fatti 5 di rito finali con il Mistral che sale in classifica a 12 punti, rimane a 6 il Drago a Cireale. È tutto dal Palo Reto di Palermo. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.